Un altro incidente mortale sulla A4, un altro furgone che si schianta contro un tir, stavolta a San Donà. A perdere la vita Stefano Pantanali, 60 anni, imprenditore di Trivignano Udinese, contitolare con la moglie Nicoletta e le figlie degli storici molini Moras. L'incidente è avvenuto verso le 14:45 nei pressi dello svincolo autostradale San Donatese in direzione nord. Il tratto maledetto della 4 si conferma tale, almeno a guardare le cronache. Proprio ieri, mercoledì, un trasportatore goriziano era morto dopo aver anch'egli tamponato con il suo furgone un tir tra San Donà e Cessalto. Svincolo chiuso oggi in ingresso a San Donà direzione Trieste per consentire l'arrivo dei sanitari, dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dei mezzi di soccorso meccanico per liberare la carreggiata, ma il personale del 118 non ha potuto che constatare il decesso dell'imprenditore. Giornata di traffico intenso fin dalla tarda mattinata sulla Venezia-Trieste in direzione del Friuli. Il traffico era stato segnalato lungo tutta la rete dai pannelli a messaggio variabile.